controllo direzionale dei fulmini. Allora, se siamo arrivati a termini di questo calibro, ovviamente sono laboratori interni a un sito militare a Tolosa, ma se sono in grado di far questo è un esito militare. L'esito civile è che queste scariche artificiali potrebbero essere inserite in impianti di energia civile. Quindi ancora una volta vediamo che tra civile e militare il limite è molto sottile. Quindi dico, il fatto Quirra chiude, Quirra non chiude, noi stiamo davanti ormai a avanzamenti in termini scientifici tali per cui la prossima guerra non sarà fatta né di sangue e neanche di botti, di pum. Saranno guerre sottili, le armi sono veramente silenziose in questo momento, sono quelle delle influenze mentali che sono un obiettivo, ma sono anche uno strumento. Collegandomi a quello che diceva Nino Fancello prima, a proposito dei territori che nel 2010 hanno visto israeliani, lui parlava degli israeliani, noi abbiamo visto in contemporanea israeliani, turchi e tedeschi. Il 27 novembre del 2010 il territorio del Sarrabus è rimasto per un giorno intero totalmente isolato. Cellulari, terminali, computer, quindi blocco totale di ospedali, scuole, poste. Sicuramente è stato un percorso così molto limitato nel tempo, però noi la misura l'abbiamo avuta di cosa significa un domani, una guerra del domani. Quindi dico, in un certo senso Quirra è già chiusa, quando abbiamo poi sentito a Perdas de Fogo appunto la linea del PD che parlava della presenza di Finmeccanica, dei droni volanti, dell'aerospaziale, del lancio dei vettori Vega, ecco noi siamo già entrati in quell'altra guerra moderna. Quindi estrema attenzione a quello di cui vogliamo assumerci le responsabilità, anche il PD che nel 2007 votò per l'ampliamento di Quirra. Come sardi io faccio un appello anche a loro, guardate che le guerre non sono più quelle di prima, sono altro. Quindi quale sarà il futuro di Quirra secondo lei? Il futuro di Quirra dipende dai sardi, dipende dalla politica sarda, perché è ora di smetterla di lamentarsi di quello che ci fanno gli altri in casa, siamo noi che permettiamo questo scempio. Noi in prima persona come abitanti dei territori, noi come presenza regionale di nessun coraggio. Sugli abitanti ne parleremo, sì. Quale sarà invece il futuro di Capo Teulada? Ma il futuro di Capo Teulada credo che qua si giochi in qualche maniera, perché chiudiamo questo per ampliare quell'altro, quindi c'è qualche idea così di che Teulada venga chiusa, Capofrasca venga chiusa per aumentare appunto gli spazi utilizzabili o comunque per utilizzare Quirra in maniera più profonda, per quello che diceva Bettina prima. Quindi ringrazio naturalmente Bettina per la vicinanza del movimento IRS, ricordo che a sostegno di questa battaglia ieri a Cagliari nei giorni scorsi a Cagliari vi erano tanti movimenti vicino a noi, da Gettiamo le Basi e agli altri movimenti indipendentisti, ai Verdi, tutta gente che è vicina così, ma le persone che erano vicine lì sono quelli che sentono e sono le più motivate. L'appello è rivolto a noi sardi, a tutta la popolazione sarda, che noi non possiamo, a Orgosolo c'è un murales con la scritta Beato il popolo che non ha bisogno di eroi. Noi non possiamo fare gli eroi, noi non possiamo fare queste cose qua, deve essere tutto il popolo. Quindi la prossima volta a Teulada non andiamo 3 gomoni, ma andremo in 50 pullman. E queste sono le cose da fare, perché io e Bettina, i nostri movimenti fanno tanto, ma dobbiamo farlo tutti noi sardi. Ma ricordiamoci che c'è qualcosa che forse ce lo impedisce, e ce lo impedisce lo studio a tavolino, che è una nazione tra le più potenti del mondo, di circa 60 milioni di persone, sta mettendo in campo per mantenere un'altra nazione, una delle meno popolate del mondo, con 1 milione e mezzo. Dell'Italia, naturalmente. Sì, sto parlando dell'Italia nei confronti della Sardegna. Sì, essendo che apparteniamo all'Italia, questo è il 151esimo anno sotto, ecco, quindi non è che i nostri nonni, i nostri bisnonni fossero italiani, l'Italia manco esisteva, si hanno preso il nostro re per fare il re d'Italia, quindi sono tutte... Quindi non dobbiamo aver paura, l'Italia potrebbe continuare a essere una buona amica, la potremmo aiutare a pagarsi i debiti, la potremmo aiutare diversamente, ma che ci lasci in pace, perché ci stanno rubando il futuro, ci stanno rubando
stanno rubando le nostre ricchezze, i nostri luoghi, il nostro ambiente. Noi lo vogliamo condividere con Proviamo a tutti gli parlare altri. della gente del posto, perché in qualche modo è vero che ci sono stati dei movimenti, voi attivisti, insomma, indipendentisti, vi date da fare per portare alla luce le problematiche che inevitabilmente ci sono in seguito alla sperimentazione, soprattutto nel poligono di Quirra, di inquinamento, ma anche di malformazioni. Questi sono insomma dati oggettivi. La gente però, la gente del posto in qualche modo si è anche lamentata di tutti questi proclami di chiusura, o comunque non vuole che venga chiuso il poligono perché molti lavorano lì all'interno del poligono. Poi anche un'azione che aveva fatto il procuratore Lanusei, Domenico Fiordalisi, quando ha messo sotto sequestro alcuni terreni agricoli proprio per, come precauzione, per verificare se nel terreno ci fossero insomma, dei materiali inquinanti, dell'uranio o comunque qualcosa di simile, e c'è stata la rivolta dei pastori. Quindi in qualche modo come si conciliano le due cose? Allora, a distanza di 11 anni, dobbiamo dire che è anche cambiato però il panorama. Non dimentichiamoci che oggi c'è una donna che credo abbia compiuto 20 giorni in una tenda fuori dal poligono di San Lorenzo, e sono gli addetti alle pulizie. Questi sono vittime di appalti, di subappalti, di una serie insomma di illegalità anche forti. Hanno stipendi dimezzati, stanno un po' lucidando, insomma, veramente questa economia ci serve in Sardegna? Stanno vedendo che se dobbiamo continuare a stare dietro al lavoro uguale morte, oppure accidenti, se continuiamo così il turista non viene, però è meglio guardarci il figlio che cresca sano. Abbiamo iniziato a creare una contraddizione interna abbastanza forte. Anche a Decimo sta protestando, sono 120 lavoratori. Quindi scontri ne abbiamo sempre e ne avremo sempre, ed è anche giusto che si discuta dell'economia di questa terra. Non ci serve. Questo tipo di economia l'abbiamo vista dal 1956 a oggi, ha fruttato alla difesa 50.000 euro all'ora di guadagni in esercitazioni, la difesa i soldi ce li ha. A noi personalmente in questo momento, dai risultati anche delle indagini di Fiordalisi, di tutti quelli che si sono impegnati, sardi compresi all'interno del monitoraggio, il danno che è stato fatto è troppo superiore rispetto ancora a un piccolo dubbio che possano essere un'economia valida a casa nostra. Quindi è inutile continuare a dire questa maglietta che ho addosso è nera, perché questo è il contrasto che si crea regolarmente, no? Stiamo iniziando a vedere un'altra possibilità. La prima però in assoluto è la bonifica, su questo non ci sono dubbi. Questa terra ha bisogno di una grandiosa pulizia, e la seconda è un rispetto fondamentale per chi in quelle terre ha sempre vissuto. I pastori, dicevi. Allora, sono prigionieri a casa loro di un'improduttività, perché non possono vendere niente, ma risultano terre ancora sane. Quindi, per rispetto e per dignità di questa gente, la prima cosa, restituite le terre sane ai pastori, perché è vergognosa questa situazione. Adesso, per esempio, nel territorio nostro a Murtas non si può più entrare in assoluto, mentre prima c'erano ancora delle zone. Per cui, come diceva Nino, noi siamo pieni di un'archeologia straordinaria. Abbiamo presenze umane nel Paleolitico lì dentro, pozzi sacri, non si può più entrare, nemmeno nella torre aragonese di Murtas. Questa è una sottrazione di economia, no? Allora, se la guardiamo in termini di riconversione, la guerra è volgare. Proviamo a ragionare in termini di pace e in termini di benessere collettivo del popolo sardo. All'80% di tutto il territorio italiano si è sperimentato in Sardegna. Oggi questa storia deve cambiare, e lo stiamo facendo noi come loro in termini non violenti, in termini di pace, nell'accettazione anche di discussioni brutali, come stavo dicendo, però lo dobbiamo fare, perché, ripeto, siamo noi i primi responsabili di questo che ci carichiamo a casa. Noi siamo quasi in chiusura di questa trasmissione. Nino Fancello, a che cosa sta lavorando adesso Sardegna Nazione? Sardegna Nazione, come tutti gli altri movimenti, siamo sempre in movimento, sempre impegnati, perché tutta la Sardegna è da salvaguardare. Siamo in pochi, però il territorio... Il procuratore Domenico Fiordalisi vi ha coinvolto nell'inchiesta? Siete stati sentiti? Sì, io sì, per forza.
anche perché nel territorio nostro sono state parecchie dall'anno scorso le testimonianze dei familiari delle vittime. Ci conosciamo tutti, io lavoro nella scuola agraria lì, sono figli di pastori, sono ragazzi che parlano, raccontano di come giocavano con i pani di polvere, tutta la balistite con la quale i pastori si accendevano i fuochi in campagna, la permanenza sotto il radar e non sapevano perché il nemico era invisibile e però facevano festa negli ovili, fino a capire che insomma di quelle feste 4 sono le vittime di una famiglia, 2 di un'altra. È iniziato un po' tutto questo percorso dalla visione proprio diretta delle persone. E quindi è chiaro che siamo stati chiamati a testimoniare. Nino, l'ho interrotta, stava dicendo. Quindi il problema qua è un appello che volevo fare, è un appello a chi di dovere dovrebbe difendere le persone e il territorio, e sono quei politici in carriera che sono diventati ormai schiavi di un sistema che ci sta portando alla morte, alla necrosi di tutto il popolo, ci sta rubando il futuro. Quindi questa politica che non è capace di controllare, di mettere in atto delle azioni perché questo popolo stia bene, non ha ragione di esistere sul nostro territorio. E quindi dobbiamo cercare tutti quanti di fare uno sforzo. A proposito delle persone, nei giorni scorsi parlavo con un militare italiano che diceva: a me mi mandavano a prendere la mondezza, la sporcizia, le armi nei campi così, vestito da militare semplice, mentre c'erano gli americani con le maschere, con i guanti, con le tute. A noi i nostri generali, i nostri comandanti, quelli che avrebbero dovuto salvaguardarci, ci mandavano a fare queste cose. Ho parlato con un padre che hanno dovuto riesumare il cadavere della figlia di 28 anni, a sua volta con 2 figli, dove nelle ossa sono state ritrovate le tracce di torio. Cioè, la quotidianità della gente che vive intorno a quei territori lì è ormai deteriorata. Questi territori, Teulada, Aquirra, sino a che non arrivavano le basi militari, erano equiparati a tutti gli altri territori della Sardegna. Oggi gli spazi della Sardegna si sono evoluti, quei territori invece è rimasto il danno, il bistrascio di un territorio insanabile. Noi abbiamo concluso. Dicevo sì, dobbiamo un po' osservare un doppio percorso su Quirra. Uno è quello giudiziario di Fiordalisi che farà il suo corso, l'altro è un corso politico. Quello dobbiamo seguire noi. Riuscire veramente ad avere il coraggio di essere presenti in una storia diversa dei sardi. Non continuare a prendere questo fenomeno Quirra né per campagne elettorali o per continuare a negare delle assurdità. Chi ha fatto i danni lo sa bene che cosa ha fatto e mai ammetteranno quello che hanno fatto. Noi siamo un territorio che ha già visto il famoso episodio dell'elicottero Volpe, voglio ricordarle ai sardi. No. Rapidamente, perché abbiamo concluso il tempo a disposizione. Rapidissimamente voglio ricordare ai sardi che ci sono 2 ragazzi, 2 finanzieri morti, mai trovati, non hanno mai avuto sepoltura, e la famosa vicenda dell'elicottero Volpe nella rada di Feragi. Tirati giù da un missile, ancora oggi c'è un grandioso punto di domanda. Un punto di domanda. L'ultimissima cosa, come si pone di fronte al processo? Si dichiara colpevole o innocente? Mi dichiaro naturalmente, cioè, non si tratta né di innocenza né di colpevolezza, io non ho commesso nulla se non calpestare il territorio in cui vivo e così. Loro hanno dei problemi a catalogare la sua azione. La mia azione. Allora, grazie a Nino Fancello, attivista di Sardinia Nazione, grazie a Bettina Pizzurra, attivista di IRS, grazie a entrambi per essere stati nostri ospiti oggi a Checkpoint, grazie a voi telespettatori, vi do appuntamento alla prossima puntata di Checkpoint, arrivederci.